murcha cai, pisado pelo desprezo de um amor quando se faz, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. É saudade da floresta e é saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Bugio de lagoa, Macarinho e Serra. Mas esse veio da fronteira com chapéu para Picacho, de bombacha e alpargata, gaiteiro de oito baixo. De bombacha e alpargata, gaiteiro de oito baixo. Te pego o bugio e eu te toso, e tosando te tiro o cartaz. Eu te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás. O bugio, um bicho atrevido, que chegou com manha de santo, com um olhar de torro manso e as garras de um baita carancho. Se escondeu da cachorrada e foi bater lá no meu rancho. Se escondeu da cachorrada, foi bater lá no meu rancho. Se eu te pego o bugio, eu te toso, e tosando te tiro o cartaz. Eu te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás. E depois que foi a lacrim, satisfeito e batendo no bucho, e gritando se alguém achou ruim, pode vir que eu aguento repuxa. E quem disse, viu o capeta disfarçado de gaúcho. E quem disse, viu o capeta disfarçado de gaúcho. Se eu te pego o bugio, eu te toso, e tosando te tiro o cartaz. Eu te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas.
A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Lenta così, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, cia cia pum, pum 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 pum. Ecco!
Buonasera a tutti quanti, noi siamo Drio Rivardo mandando permesso per arrivare a casa vostra in questa serata di martedì sera, ancora il giorno 9 di novembre, vero? E mi sono Edgar Locatelli Marostica e questo è il nostro filò italiano. Noi altri siamo della Undese, siamo di Serafina Correa, siamo della Serra Gaúcha, siamo del Rio Grande del Sul, qua del Brasile e parliamo italiano. Cosa è lo sto italiano? La nostra vera e madre lingua, quella che abbiamo imparata, indotta dei nostri antenati, dei nostri migranti, dei nostri pare, mare, nonni, ma in braccio ancora della mamma, intanto se ciucea, vero mamma? Ecco, se imparea italiano, se piandea in italiano, se preghea in italiano, se discorrea tanto col nonno e la nonna in italiano. Per quella che noi altri, il nostro obiettivo, la nostra idea, è mantenerlo per via del nostro filò, dei nostri scherzi, dei dughi, del ballo, del scrivere, del parlare, del cantare, ecco, del comportamento nostro, la nostra maniera spagliafatosa da essere, da vivere, imparata, indotta dei nostri vecchi, ecco, perché de Drio de Assoca viene il butto. Proprio così, no? Ecco, siamo qua stasera con i fratelli Adinello e Euclides Marsaro, suo papà di Marco Marsaro. Allora che avremo tante de belle sonate. I fratelli Adinello è importante registrare qua che con loro noi siamo arrivati in un filò record di audienza, siamo arrivati a più di 1700 telefonini intaccati al medesimo tempo. Ecco, così, no? E i nostri filò mai basta di 500, 600, 800, 1000 e poche persone intaccate col telefonino piccolo che sei a casa, no? È un'audienza tanto grande, è un'allegrezza da arrivare a casa vostra con questo filò. Allora sempre qualcosa, scherziamo con le barzellette, con i scherzi, sì, cantiamo, femo cultura, andiamo a parlare solo del formento, perché il giorno 10, domani, è il giorno del formento. Gavaremo anche cucagna scuola dell'italiano, verbi ausiliari del presente indicativo con Jassiano Ecker, che è maestro dell'italiano, proprio così. L'ora speciale del formento, sopra il pan del forno, anche andiamo a parlare ancora perché del formento, il pan viene del formento, e col formento si fa farina e con la farina si fa il pan, la pasta asciutta, i boli, i grustoli o le fritole come che voleva altri ciamarghe, no? Si fa tanta cosa con sta farina bianca in cantina che era la cassa meda spartì medo, no? Meda farina de polenta e meda farina del pan, la cassa della farina e il casson per il formento. Cantemo, ridemo, scherzemo, bevemo, mangiamo e se appassemo. In nome di Adilnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, un struconasso a Junior, a Roberto e tutta quanta la equipe, la Migi Plus che fa la rasson e supplementi per tutte le bestie bovine, polastri, galline, becche, piegore, cavai, porchi, ecco, tutte le bestie che dite che è a casa che vuol mangiare buon, balanziare supplementi della Migi Plus. Questa è rasson buona di tanti anni, chi sei capricciosi, sa cosa chi fa, e fa mangiare buon per rendere tanto, bestie sane e belle che vuol mangiare della Migi Plus. Baspan, il meglio stival che sta in tel Brasil, un dei 10.000 prodotti distribuiti per tutte le agropecuarie case del ramo del Brasil per la basso pancote. Abbiamo polivalente, il supermercato di Santa Rosa, da famiglia Deitus, o conceito di essere un mercato da famiglia, e qua Serafina Correa che ne è supermercato Vittoria. Abbiamo vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Rede de Postos Buffon, saluto a Roselio, a Jair, a Lauro, a Loreno, di più di 30 anni in tel mercato, con quasi 100 posti di combustibile, imprega di più di 2000 persone. Che spettacolo, no? Rede de Loja Paludo, com muitas novidades na estação primavera-verão. T-shirts feminina a partir de R$ 39,99, camisetas masculinas a partir de R$ 29,99, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Nos setores infantil, masculino, feminino e esportivo, Paludo, sua moda, seu estilo. Fate cliente anche a te. Pian Alimentos, ação para canga, ATP, com altíssima qualità e alta conversione.
A Pian è un cognome di una famiglia, qua di Paraí è la marca di questi altissimi prodotti, ecco. Modello Penei di Bento Gonçalves, un struconassa famiglia Cecon, penei sportivi, industriali, fuori di strada, agricole, nazionali, importai, qualche bitola, qualche tipo di peneo che ti occorre, qua te a modello Penei di Bento Ghenè. Basta chiamare 3455 mezza 500. Cosita, siamo proprio Drio Rivar, mi chiamo dentro quei che viene giuntarmi, metti la sonadetta anche per loro lì, Josiel, vediamo, metti su la sonata là, veni, Marco Marigno, Trevisan, balla bene, vediamo. Veramente, ciò, Buonasera, come va? Bene, Casa. Perché qua quando metti il capo faccio sì, perché c'è Marco, vieni avanti Marco. Ah, Marino, le lì, buonasera Marino. Fermate Marco. Oh, avanti qua ciò. No, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, buonasera. Buonasera. Nova Ciovara. Guarda anche Marco che manequim, Ole. 4 manequim. Lojas Paludo, né? Lojas Paludo. Manequim king size. Sì, è il microfono e telelo lassù. Funziona mia. No, adianta neanche su, neanche no. Dite che 2 microfoni, non neanche uno. Funziona. Che lavori, ben ciappai stasera. Stasera che te ben che te dito che spacchiamo fuori tutto, ma también. Siamo back in punto di spaccare fuori. E il mio qua va lo mia, ma questo qua galo chelo. Dopo vedremo cosa che viene. Sì. Mica varia una frottola di contare. Marco, del nome vedili. Ma città che ho tirato do 3 dopo. Sì. Lá è cato tutte. Gazede 3 de maio, que se deu Sistreme, Itaipulândia, Cotiporã, Garibaldi, Pedras Grandes, Lajeado, Nova Alvorada, Taquara, Dois Vizinhos, Flores da Cunha, Realeza, Maravilha, Camboriú, Santo Antônio do Sudoeste, lá no Paraná, Palmitos, Encantado, Teutônia e Sananduva. Opa! Bem cosita. Bem così. E a gente se intacai, Becker? Sì, che met Becker. Tanti Becker. Ma una di stringa. 200. E ti, come stai? Sto bene, ho passato 2 settimanette senza fare il filone, una settimana. Una settimana. Una settimana. Che non viene in rispetto Avete al giorno qualche di morti? rottura? No, niente. Neanche una E ti, rottura? a posto o no? Sì. Ti, Marco. Marco è chi che ha fatto l'ultima live domenica passata. Ah, sì, Sì, che abbiamo fatto dopo Che per poi finito. parlarlo meglio. Qua con avanti stasera Sì. viene a presentarsi. Fazzoletto rosso le che? Maragato. Maragato. Maragato, sì. Ho Adesso detto che l'era un Go. maragato. No, del buon. Sito adesso- Colorado chi l'è? No, Ciò l'è Go, Colorado. Viola. Non stiamo a parlare del gremio Inter, Stasera? Proibito parlare del gremio Se Inter. su par favore. Non stai menzionando. Ora, mi e Marco siamo colorati e che i due qua i se del gremio. Come siamo tribulare Nantri sto anno. Sol per parlare, no? E il pupailo che Colorado. E i Guarda. sardinelli, e lì che? Tutti e 2 soffredori. Ai. Ma soffredori sempre se. È gremio Inter. Gremio. Oh, Siamo più buoni a recuperarsi da quella malattia lì. Un colpo un par sotto e un altro par sopra e qua colpi viceversa e così avanti. Mi è vero? Questa è la vita. Andiamo Sì, avanti. sì, ciò. Maraviglia. Ma allora tutto a posto? Il Tutto mangiare le a becche in posto. viaggio stasera, i gappareggià costeletta del porco, i gappareggià cudeghini. Fa una polenta, mi I dico gappareggià sicuramente. radici cotti, tu i radici Ah, cotti, sì, sì. che polenta si fa, Ecco. sei in briga lì, non so. Sto chi cambiare sa. a fare ancora cosa, no? La roba di A genere. Cagliera. No, ma butta, è tutto polenta, butta rento e punto e basta, no? Ma che non so proprio che dice perché Riccardo il tagliano. Ga mangià bene, Dopo vi mandiamo un saluto a loro. Qui da Italia, sì, Sì, che stai che qua. Roma, ricevesto di Roma. una visita di Riccardo, di Lorenzo e E della Ariana. Ariana che è di Roma. E Siete Marino Gabè che sfattacca, è l'Arianna. È Riccardo. Ma mi ricordo solo il nome dell'Ariana. Visto Riccardo? Visto. Riccardo, Porta via. non sta Ciao, per. ascolta bene. Stasera andiamo a parlare di Formento. Formento. Sì, ciò. Formento. Ascolta bene. L'ora che era una famiglia che aveva il formento bello, che chiama che Grandora. grandoro, perché il colore dell'oro Sì. e col sol cosita
ti vedi che il toccon di un giaronetto, di 1 ettaro e mezzo, 2 ettari, di bello, ma un bel, di un... Un fondo musicale. Con fondo musicale c'è un bel formento. Ecco. E era di aspettare che i fea un pusheron per tutti i vicini giuttare e cattarlo su. Dopo i fratelli Sadinelli va a contare come che io cattea su. E allora ciò da star che già era becca una settimana che manchea una gallina e a cattea me da magnata e i cereal punaro e cattea un buso dove una bestia andava dentro. L'ora che n'era una bestia che mangia galline. Le galline. E che non era il gallo. Sì. Che fiche claro. Che resta chiaro che non era il gallo. Era il gallo. E allora cioè erano due fratelli, tipo così a Val dire di Euclide. Sì. Quando chi fratelli giardinieri. che aveva 15, 17 anni di dispettosi, che quel chi poteva farla so parte che la sani su. Ma solo per guardarli così ti era Hai dispettoso. fatto che ciò? I ga pensare, bisogna che ci abbiamo una bestia lì avanti che mi mangia fuori tutte le galline. E allora de notte quando in dea col feral che rivea là sentiva scappare, non era luce, non era facile, no? Allora mettiamo una tolla attorno al punaro, andea rento a fare un buso e la becca bestia la sapeva come farla attorno al punaro e la un di sì un di no andea una gallina finché che ha detto così. Guarda qua, femo così. La zedrio so di arme massa che bestia lì. Stiamo su. Torno in giro. Stiamo su un colpo che altro finché viene rento. E quando avviene rento la ciappiamo e la coppiamo. Salta fuori che altro che detto no. La ciappiamo e la zodiemo. No, parla di colpo. No, perché coparla era poco. Perché tutte le galline. Tocchi a farla trebulare. Che la bestia là la aveva copata. Dimo. Allora, fin mezzanotte lo stato chi su? Euclide. E da mezzanotte avanti. E cioè vai, arriva un colpo là una mattina, Dio sciarire il dì, senti il mestieramento, che aveva armato un tamais. No, una trappola come da ferro con una gallina rento, ciappa a bestia. Ciappa a bestia, sera ben a trappola de ferro, asse a là di mattina buon'ora pensiamo cosa che fermo. Un di caldo come in coi così, caldo, ma caldo. 30 e pochi gradi. Che ti sudei sotto la lingua. Cioè, e leva su tutti e due, femo che con sta bestia. Ciappa a bestia, liga ben a bestia. Tirela fuori con un bastone. Sì, perché? Ciappa un ciapapacua con una forchiglia insieme al collo, no? Forchiglia insieme al collo. E che l'altro che ciappa una muccia di scartosi, quei scartosi, li gai ben. Sai che ne era borrasce de funde? Intorciai ben te a con un fagotton così. Borrascia viva o borrascia morta? Borrascia viva o borrascia morta? Borrascia morta, che viva sarà cara. Ecco. Ciò, la denas cianta ciò. Quando che i ga dato fuoco, ga fatto una bampa alta così, una bampona alta così, e gammo la bestia. Sì. Allora. Gammo la bestia e a se ga inviata su banda il potrero, che dia un 200 metri dopo che n'era il formento, cioè. La bestia con quel fuoco di drio che fa bampe alte così. Mettesto anche a gasolina, combustibile? No, mi mettesto gasolina. No, quella soli e scartosi. Adesso ti scartosi e su. E quando arrivi su in cima, che n'era strada. A Sanca e a dritta che n'era il formento. Cioè, sarà che aveva per strada il formento secco, come dico. Secco o aveva banda il formento. Cioè. Signore. I gas come si ha. Guarda che mi ciappa il fuoco, vieni pure la mamma, la nonna, tutti quanti. Io ho fatto che tu se la va banda il formento mi brusa. Pensa solo a brusare tutto il formento. È caldo, un giorno del sole, è secco, brucia tutto. E c'ho sta bestia su. I gas come si ha. Ciappa strada. Vieni per strada. E tutti si stornano. Vieni per strada. Vieni per strada. Grazie a Dio, agaccia a strada e fu in bora. Ma se foi un risco di fuoco, più visto a bestia. Più visto a bestia, pa un 15 di più vista. Dio, Varatile è morta e tutto quanto, Varatile è morta.
passa 15-20 giorni che era di dormire bene, moria più galline, la si è agafata quella che ti che parla, io gacciapà di nuovo. Ah sì? Io gacciapà di nuovo, l'hai già visto, adesso lo giudiamo. Adesso lo giudiamo del pincone. Sai cosa che ha fatto? Che mi ha buttato gasolina. Dove? Del del sì? del Grasciain. No. Buttare gasolina e piantare a fuoco. Becca sul formento e tutto là, tranquillo. No, va dritta. Sai che una volta che idea a fuoco è le paglie, a fuoco, una volta che idea a fuoco, vi volevo incomodarsi, no? Cioè quando che ha piantato mucha gasolina su per addosso così, che una pampa grande così, la bestia si è inviata su per il potrero, ciò, con sto fuoco. No, ma andando che voleva loro i tendi così là della scianta con sto pampa così, e il garastina il culo intera così e puff. Morto? No, finivo a gasolina. Pecenina. No, ma quando che una bestia la veniva a mangiare galina, quanto soffrimento. Pensa a vedere una galina a mezza mangiata. mangiata. Che caprese da gasolina sì, ciò che là era barata. In cui le vantaggio chi ha sarchi mai ne galina. ecco, dopo per gasolina. Dio. Mi va banda ai suonatori. Vai, bellezza. Sì. Dopo parliamo solo formento, parliamo altre cose, quel che viene stasera. Va bene? Ecco. E allora Tusi, buonasera. Buonasera, come boiela? Ma mi boie che era un spettacolo. Questo è Euclide, questo qua, Valdir li conosce, che 2 o 3 volte che veniva. Stio ben. Ma grazie a Dio. Siamo più conoscesti ormai da Coca-Cola, mi guarda. Ma ben de P, no? Sì, a famiglia anche, tutti pulito, tutto a posto, maraviglia, così. Sono sta contento perché ho visto la tua mamma che viene sempre più giovane. T'ho visto, No, le robe. Sì. A me dura 100 anni, come me. Anche a me. Di una volta, ja così. Sì, ecco. Maraviglia. Mi conteo che di nuovo o tutto vecchio? Ma va, di nuovo lo che le pietre, tutto vecchio. Tutto vecchio. Mandiamo un saluto ai fioi, a famiglia. Un saluto a tutta la famiglia che ti ascoltare qua. Il nome di vostri tusi, di dove che siete stati? Mio figlio più vecchio è Marau. Marau? Elevando David Zadinello. La mia figlia più vecchia e la ultima è Pasfondo. Alexandra e Edineia. Opa, ecco, un saluto. Cito nonno quante volte? Un figlio cada uno ai figli. Uno ha una figlia più vecchia e le cose le hanno totale cada uno le figlie. 3 netti. 3 nipoti, va bene. Euclide ti, mandi un saluto ai figli. Un struccon a tutti. Quanti che ne? Ho 2 fiole sole. 2. Una è Camboriú. Opa. E quell'altra è a Pasfun. Tutti via di casa. Ma se così, dici che se fai sono i giovani di casa. Dell'interior. C'ho le parole, se no mi dici su. Dell'interior, li cavirà un asilo. E l'interiore è ciari. Ma qui dell'interiore sta tutti bene. Tutto il mondo sta bene. Tutti sta bene. Vi pensate di una volta, ranci, rampeghina, rento te case quasi, no? Non mai scarsella. Poco o niente. Dati baili sono spiarono da rento fare un po' che suonare per poter andare rento per ballare qualche sì, ciò. Qualche marca gli diceva. Valemo una marca. Valemo una marca. La vostra parona? I da sì. Ecco. I diva? La diva, ecco, un saluto. Go a mamma qua e anche stasera che ne la mamma di Marco, la donna Nilva. Casè De Costa così, De Costa che ne è un pesto per tutti i cantoni. De Costa è di frente lì, va. Maraviglia. E dopo viene chi le anche a lui cantare qua. Così. Lo abbiamo convidato apposta mia vera. Devo parlare adesso, ben avanti scomissiare con la vostra sonata prima, dei primi baili. De che Valtri vi suonà qua a nostra regione. I primi baili è stati solti galponi, ma qui finì il miglio e fa un baile. Là per dicembre era un tacanantro. Non c'è appena panoccia, niente. Ma ascolta bene. I rati che mi tutto. Ma è serio. Sì. Dentro del galpon, Il galpon. Claro. Se che era un cantonettino di miglio che metteva un po' di toli, sarebbe là il miglio e là del baile. E a poi era la polvere. Ma
Non che era Ma polvere era perché... costumato a tomare bagno cada 8 giorni. Sì, buon, erano i badea, e occhio là cada 8 di. Loro hai fatto i baili del galpone, te a casota. Sì, E il baile della scuola, del cappello. Guarda ciò. Dividere il pan. Sì. Che non era poche tose, allora quel che aveva la scuola, ne là che lui balè per balanca, lui che batteva la scuola, allora toccavamo l'ala. Stia qua a scuola e porta via donna. Che bel negozio, vero? Quelle belle le era perseguire, lui che sego. Le balè a notte intera. Quelle brutte. E lo vera che le poteva mia dirde, no? No. Che tocchea assim. Che tocchea enfrentare anche se era espulsione. Sì, perché che ne era qua. Sì, senza tomare bagno, ne? Sì, e allora tutto che sporcamento, che spusera, che andare a ballare. C'ero de ale. Magari lì a mezzo distante. Dopo un qua faccia qua via, quell'altro la via. Sì, neanche noi si verdea. No, se non ia, non ia. Se non desse, non desse. Proprio così. E a tante volte in maniera aio de notte, vero? Sì. Radici con seule aio, dopo andare al baile. Noi guardea che il tanto lì una E volta. l'aio l'era più a degar per quando che via sui vermi. Lo rimane aio allora idea a posto di nuovo. Mi avete detto che là dei radin è stato un galpone di una famiglia. La casa antica del puro Tino Radin. Tino Radin. Radin. Un cara che è morto, che è molto... Là che sei sto baile. Ecco. E la fallecida Dorilda Frana, che tutti a cogliossi, che era sorella di Pelé, la era cobradora e non si fa il baile insieme, non si suonava e la cobrea. Ecco. Dopo si spartia il soldo. Opa, il lucro. Il lucro. Sì. Ascolta, e il bever del baile, se non era luce, beveva che? No, ma si metteva anche una botteghetta dentro. Sì, ma Era il giasso, il bar di gelo, nel gelo, spacchia su rento un mastel. E beveva birra là dentro. Birra dentro. Era così. Se aveva soldi beveva birra, se no tocco il gelo. Caccia. C'è gelo. Quante volte anche? Ciucea giasso, se non era soldi. Ciucea. Se andate a festa, nanti mi tocca ciucciare gelo. Se andate a una festa, se sbusiava l'arancina la mattina e mi dura fin notte vai a casa, ma también che la fa fumo di calda. Sì, ciò. Ma bevela tutta te un colpo tu, allora se la spara via. Mio Dio. Ma allora era, e c'era quasi tutti, perché se parla, erano tutti poaretti. Ma anche a quei che noi era poaretti era sparagnoni, era un costume. Vergine di Pio manco, non voleva dire, lei che tutti i teneva di conto. Tutti così. Proprio, importante menzionare che lavoro lì. Se chi è coraggio beve un comprimido per il male di testa o li con spago e dopo lo mogliador lo beveva. Dopo quando passava il male di testa lo tirava fuori di volta. Vado a pararlo ancora. Questa è nuova, sì, perché anche tante volte non si parla e si sa di persone che avevano potere, ma che era più tirane o più sparagnone che quelli che avevano manco a colpi. Era un'educazione che si sapeva di genitori. Una cultura. Proprio, un'educazione, una cultura di sparagnare. Si vedeva qualche fiorino e diceva, guarda, no, guastalo, che allora il vedura. Sì, ciò. E diceva, ti hai una nota di 100 in scarsella, ti tendi conto, ti finissi mai i soldi. Allora non si tiene conto. Ma allora se ti attieni là, la te dura sempre. Io mi penso che mi pare... Ma vi sento che era mia. Se andea al baile, va là il bidet, là che era il bidet, va a torte soldi, se andea, il piacere nostro, il gusto nostro era tornare in drio e dire che se aveva spendesto pochi soldi, se lo stia contento. Ecco così. La prima volta che mi ha fatto pagare una birra a miei fratelli, i suoi amici, ho portato una settimana del stomaco, un pensamento per guastare i soldetti là. Ah, sì. Andai a pescare, vendei i miei pesetti per i soldi che aveva fino la muffa dentro la cartera. Sì. E mi ha fatto pagare una birra. Ma tu se mi hai pagato, ma levare una settimana col pensamento. Passartela andare addosso sta birra, ma se ne stava qua dal collo. Ma gente, guarda cosa che non siamo drio parlare. Sì, è stato bello che mi ha toccato i lavori lì, che mi impara a vivere.
Sicuramente. Mia mamma diceva sempre, tenere di conto quando chi ghine. Sì. Perché dopo che ghine pieno adianta. No. E Allora andare ora a bagna con l'alta piena col piron. Sicuro. Allora ti intolli su poco. Poca, sparai. Versemo la notte con che? Nataliana? Cantiamo nataliana, che i coloni e media disanimai, qui prezzi di tutto, tanto. Sì, c'ho il prezzo da social e do in fondo del miglio anche. Ma quante a nostra regione vatti che si casa, nati qua a Serafina, Serra Gauscia qua, e il tempo le mie devo far proprio pulito, che ne tanti che guarda tanto in su, che occorre piova, mi è vero? Mi ho ancora male il cuore dell'anno passato, mi guardo mi penso uno. Ah, Dio, che se c'ave, se vuol che piove, se no che fai le mani. Gogo arrivo un pochettino, adesso sto. Adesso vai. Adesso vai. E il governo e il colonnio. Che la finchiamo. Vai! Quando i governi fanno le campagne, a tutti promette che noi passa fame, ma dopo quando chi ga guadagna, se desmentega tutto quel chi ga parla. Sti porri coloni, noi la metti in testa, che tutto che parla, che niente che presta. Tutti i coloni che vuol così far, d'andar tutti intesi de non più laurar, e dopo i governi si vola mangiar, chi vai anche a lui provar picconar. Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia, noi altri ascoltiamo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del bon. E mi lo dico perché mi so, se finisse il matto, mai manca chi no. Tutti i coloni che vuol così far, d'andar tutti intesi de non più laurar, e dopo i governi si vola mangiar, chi vai anche a lui provar picconar. Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia, noi altri ascoltiamo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del bon. E mi lo dico perché mi so, se finisse il matto, mai manca chi no. Tutti i coloni che vuol così far, d'andar tutti intesi de non più laurar, e dopo i governi si vola mangiar, chi vai anche a lui provar picconar. Sti parri coloni laurar come un mul, e dopo i governi che la pianta del naso. Sbaglia poco, Eita lá che spettacolo, un strugonasso avanti che si casa, drio vedermi il nostro filo italiano, anche che siamo de Serafina Correa, capital nazionale del italiano, qua si parla in italiano, si pensa in italiano, si dorme in italiano, si fa da mangiare in italiano, si fa tutto in italiano, che quel che si deve pensare adesso, tutto in italiano. Ma se mia sol qua a Serafina, che ne tanti posti, tante città, ecco, o comune come che voleva altri, che parla italiano. Guarda qua, è in Barra do Rio Azul, ai 17 di dicembre, che è il secondo filò natalino, centro de eventos, alle 7 alla sera, attività con desfile tematico, che sai davanti di accesa, della Madonna Medianeira,
e si ferma tel Mirante San Miguel con la orazione e dopo va avanti fin il centro d'evento cantando, ecco, con devozione, con fede, con creanza, vero? Concentrati tutti quanti per questa bella festa che viene fare in questa serata. Allora che sia la presentazione del gruppo Dos Idosos, Coral Italiano Monte Veneto e anche che ne col tema che è relazionato alla cultura italiana. Va bene? Allora sarà una grande festa che sarà anche gruppo Stella de Pietra che è de Ita, Santa Catarina, e noi altri saremo là a contarvi di quelle stagne, nette, scette, contarvi diverse frottole, scherzare, ridere e passarsela. Va bene? Cosita sì. Ma parlando in notte de special del Formento, del poro prete Giovan Leonir dall'Alba, che ha un libro che ha dei bei poemi, La farina de Formento. Dobbiamo ascoltare che belle parole, proprio come che c'era una volta. Lassù dai vecchi gobi, ancora con la brina, sono stato al mulin per farmi la farina. Lavorando a tutta forza, con mole, quasi 9, con acqua in quantità, per causa delle piove. Le fin bel da vedere, e il forte gran rodon, di e notte in movimento per tutta la stagione. Angelina Mulinera la canta che l'è un piacere, ma attenta e sguelta sempre la fa il suo dovere. Gesè è il patacon per pagare il Mulinera Angelin, intanto che il Masena e sciacola anche un fiatin. Bianca come la neve, così pura, così fina, vien fuori dalle mole, tamisada la farina. 3/4 abbondanti, 1/4 solde semole. Se carga te la mula, i sacchi senza remora. E dopo la stradetta e su per rive brutte, les quasi mezzodì, capoere bel che sute. Domani mattina, su schiarir, la donna la farà e il pan con la farina, col sal e col levà. I biguli alla sera, i gnocchi, fidelini, tortei, macaroni, lasagne e agnolini. E quante altre robe se fa con il formento, magnari per il corpo e anche il sacramento. La ena provvidenza per tutte le occasioni, farina messa in casa e formento del casson. Ecco che bellissimo poema del poro prete Giovan Leonir dall'Alba. Mi va adesso qua a banda Isadinelli, per altri parlare sopra formento con loro. Andiamo insieme. Euclide, Valdir. Pronto. Parliamo di formento, non di giorni di ancoi dove viene la macchina grande, la pianta, la aduba, ecco, non si mette un dio, una man, da andare con le onge pintate e piantare formento ancoi, vero? Sì. Come c'era i primi anni che Valti ve pensé, quando avevi 7, 8, 10 anni? Com'è che si piantea il formento? Ma tante capoeirette, Rosea, dopo che sapeva piantare il formento veniva più bello, il tocchetto di capoeira. Per ligarlo, né? Col proprio formento, ma anche i fie con le cordette, quei siposini, i lighetti, cose così, strope, anche, sì. So che quando cadeva vento e temporale, che era brutto il mestiere, le rabaltea al formento, tocchi andare a catarlo su con la sesola, si diceva. Sì, la mesura, sesola. Se tirarlo su con la ponta, tutto virare, allora la schiena, la si Fenia. Tocchi. Quanto soffrire per cattare su sto formento e assalo la noce o era il nostro pan? Sì. Che menarlo te il galpon. E dopo quando che veniva la trigliadera battere, perché era mia come dei anni dio che tutti che avevano la trigliadera a casa. No, perché era una a cada regione così. E a colpi che metteva quanto? Anche a 15, 20 giorni? Ah, demorava una settimana per arrivare, delle volte più, conforme. Lo battea? Sì. Metteva via del casson. Come ha detto il poema lì? Cassoni che me ne abbagna sti anni, forai della Marin.
E lo metteva là e dopo se andava in Moringa a cavallo fin in Santa Gemma. Lassù Santa Gemma. Passei a via via Paraí? Attendei su attraversò un quadro. Ah sì, qua banda Miglia Vacca. Visto, Quanti chilometri dà? 20? No, da mia 20. Ma che non è. Per la taglio lì, manco. Ma infatti qualche 10 chilometri? Anche con la cavetta siamo andati in coda. Tante volte andiamo con 2 Zanetti. Ah sì. Che era l'anca l'Alfa. Sì, mi penso essere andato a attraversare Rio Carrero, te a ponte insieme a Caretta come pare quando sei a Ceo. Coi boy. Lo rendiamo la mattina e dopo andiamo a casa a sera con la farina bel che pronta. Beh che pronta. E dopo a che stea tutta dentro il casson. Sì, perché... E metteva mia su de sora del soffitto anche. Sobrado, sì, ma che allora là non si straghea mia. Sì, era rassuto. Se lette il porron sotto in cantina, la umidità la stragana. Sì, va bene. Là il casson di erba matte, il casson di mandolini, e il riso, e il formento. Tutto sulla su. Era il silo. Là, sì, e guai di i ratti si venisse, no? Tendere i ratti. E stesso i veniva. Sì. Anche le latte piene di mignel che era su di Oppa! Mignel! Mignel, guarda sì, sì, ciò. Genera che lardo, che ancora lassù, le scoe. Tutto là insieme. Tutto su de sora. Lardo era ridotto il temporone. Ah, in cantina lardo. Sì. E da banda dei salami. Ti capito un speo? Vuoi che tu che starta il fresco, ne? Ecco, va bene. Così. Ma che te parli di battere formento, mi ricordo che le donne le voleva pindare buttare su formento a tola, così sai quei che dopo la tira dopo a battere. Sì. Perché l'uomo che andava a battere andava di più avanti qua man. Le donne le voleva pindare buttare su la paia. Quando arriva là con la paia lui butta su, sai, allora lui veniva su per dosso. Allora che passava la rincia per tagliare la corda. Sì, la cordetta. E lui andava qua a mano, andava più avanti. Andava più avanti su per dosso. Non era mia mala intenzione. No, l'era la manca, era longa. A man longa, chi l'è? Cosita. Va bene. Ben ciappai, Non passa anche questo. Ma vender se fa mia per vendere, no? La grande maggioranza no. Perché era massa fatica a piantarlo e lavorarlo, mia vero? Cosita, femo un qua adesso allora. Femmo la querenza amata. Oppa! Dai aria! Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica qual a minha procedência. Na província de São Pedro, padroeiro da querência, o meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos pareirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiro, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torão gaúcho, morei por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície sincera, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da
geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, ou fosse mango, querência amada, meu céu de ani, este Rio Grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, ou fosse mango, querência amada, meu céu de ani, este Rio Grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Que espetáculo, que maravilha! Demos um minutinho em nossos patrocinadores culturais e tornemos em seguida. No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita, là no antici, ó. Se scambiamo qua. Cosita sia. Manca Marinho, vuoi anche, né? Marinho è dove, Marinho? Cadê Marinho? Dov'è o Marinho? Marinho. Ghetto il microfono lì. Quell'alto, Ciao, ma stasera non tá fácil com Mia faccia. Era Drio Farcossa. Innamorar con tua mamma. Ah, sì, Sì. Va bene, cosita. Devo parlare solo italiani. Quelli di Roma sì, che state ciao. qua, Sì, Del Ora- buon. Sì.
che mandiamo un saluto ai tusi là, che è il nome giusto. Il nome giusto allora, Lorenzo Colantoni. Lorenzo Colantoni, che è il chef dell'equipe, in 3, e con gli altri 2 allora è Riccardo Venturi. Riccardo Venturi. Ecco. Ariana Massini. Massimo. Ariana Massimo. Sì, si sì, si dice, adesso sì, ecco. La verità toccherebbe dire che Ariana minimo, perché lei è piccinina. Ecco, ma la sei una grande persona. Sì, allora sì, ringraziare a loro che se venesti qua, 11 qua Serafina, tor su informazione, immagine, informazione sopra la nostra cultura. Sì. La nostra identità italiana, mi è vero che è così? E anche gauchesca. E anche gauscia, proprio ecco, così. Lo dice che interessa anche tanto all'into dell'italiana la gauscia. Ecco, perché le cammini insieme, ecco. le va insieme le due culture, mia vera. Giusto, allora un struconasso a loro e anche i complimenti, gli auguroni a Lorenzo, che ieri ha fatto 33 anni. 33 anni. E anche a ringraziare il dottor Paolo Massolini, la Dolores e a tutti quei che ga recepzionai, la prefettura municipale qua di Serafina, vero? Sì, ecco, un struconasso a tutti quanti. Giusto? Ben cosita? Ben cosita. Il progetto, il nome è Italiani dell'America, che lui rifà. Italiani in America. Ecco, proprio così. Passa in tanti paesi, né? Sì. Non solo il Brasile, Argentina, Cile, Stati Uniti, Canadà, cattando su foto e video e claro, informazione per montarlo ora. Lavoro. Bravi, bravissimi. In cui partiti da qua e andati a Garibaldi e Carlos Barbosa. Marti che viene mettiamo su materia sua di lui. Sì, abbiamo materia, siamo di prepararla ben di accordo per metterla su Marti che viene. Giusto? Così, proprio. Dentro me vardeli, me videli. Chi che cammina ancora compartilhar che è importante portare avanti la nostra cultura italiana. Allora, le città, Flores da Cunha, Barra do Rio Azul, che ti hai menzionato prima. La Barra do Rio Azul, che il giorno 17 di dicembre saremo là. 17 di dicembre a Barra do Rio Azul. Isso mesmo, Itapuca, Natal, Chapecó, Campinas do Sul, Guaporé, Ribeirão Pires, São Paulo, Aratiba, Gentil, Santa Helena, 2 Lajeados, Santo Antônio do Palma, Casimiro de Abreu, Faxinal, Paraná, Santa Rosa, Araranguá, Coronel Freitas, Bento Gonçalves, Toledo, Shoppingzinho, Xaxim, São Valentim do Sul, São José do Ouro, Mangueirinha, Quilombo, Boa Vista do Sul, São José do Itavó. Vou até agora pesquisar Cramente? É um nome, na città diferente stasera. Pato Branco, Moraes Almeida, Salto do Lontra, Campo Largo, Sério, Caxias do Sul, Tapejara, Nova Araçá, Renascença, Marmeleiro, Romelândia, São Paulo, capital, Relvado, Gravataí, Londrina, Vista Alegre do Prata, São Domingos, Santa Catarina, Paraí, Descanso, Horizontina, Arroio do Meio, Sarandi, Nova Trento, Chavantina, Santana do Livramento, Formosa, Veranópolis, Piratini, Amambaí, Casca, Passo Fundo, Nova Prata e Palmas. Maria Santos, ciocchiamo le mani, questa gente, scompartì, passi avanti il nostro filò italiano, E se vuoi menarme, Catasula, se vuoi menarme per fare spettacoli a vostro paese, vostra città, noi altri siamo a disposizione, solo chiamarmi, è vero? Guarda nel Facebook, nel site di Garmarostica o se no telefoneme, mettete i nostri contatti, va bene? Gio Santana del Livramento, la prima volta che mi go ascoltare. No, che viene sto? Allora mi capite ascolta, il giorno 26 e 27 di novembre abbiamo l'incontro dei diffusori dell'italiano edizione 25 anni che se catemo e la Nedì Teresina Locatelli la viene qua a parlare insieme con altri al vivo dei Pumirin ma intanto che a Nedì se pareccia là aos amigos de Shoppingzinho Paraná dia 19 de novembro na linha Aparecida 19 horas che sarà da mangiare, da bever per tutti portarsi drio qualcosa, vero? Chi farà una notte italiana. Ora un piatto da mangiare, una ciccara che fa brodo, anche una ciccara. Chi che mi ha detto per parlare che se questo filò se sta a Trentin.
che fa programma di radio là a Shoppingzinho. Mi sono stato là a fare spettacoli a Shoppingzinho. Ascolta, il nome non è Shoppingzinho, è Shoppingzinho. Va bene? Cosita. Momenti per ricordarsi di nostri antenati con cantoria e un pochettino di vino. Guarda, vuoi vedere com'è che va a far solo un pochettino di vino. Un pochettino di fatica. Va bene, un struconasso a questa gente là di Paraná, linea Aparecida. Bem, Cosita? Ecco. Va bene, mi vi ringrazio che mi va a chiamare lunedì e parlare con ella sopra e l'incontro del giorno 26 e 27. Dopo torniamo per contare una barzelletta. Maraviglia. Sì, parecchia una cattiva marino là. Va bene? Devo vedere se cattiamo fuori la Nedì. Oh, buonasera Nedì! Buonasera Marostica. Tanto felice di parlare con te e con tutti quei che vi ascolta e vi vede di questo bellissimo programma che altri fate. E devo parlare allora sopra l'incontro dei 26 e 27. Siete disposti a parlarne di? Presentati anche, parla chi che ti sì, che quegli a casa dice, ma questa donna qua, chi è questa ragazza? Sì, mi sono Locatelli, mia mamma Lazza Armani, sono di Pumirim. E parlo qua em nome do Comitato Nacional de la Gestão da Língua Italiana, que é il CONTALIAN. E domando permesso para falar em português, para que ele invite lá importante para tutti, para quei que é italiano e anche para quei que é mia italiano. Muito bem. Pode falar em português, sim. Para os apaixonados do italiano, para quem quer ouvir as expressões do italiano, que faz tempo que não ouve, aquelas expressões das pessoas que saíram da nossa região, né, e que foram morar em regiões onde não exercita mais a língua, também podem acompanhar. Podem aprender o italiano, podem ensinar o italiano, que nós estamos preparados para isso. O italiano cresceu demais, né, devido à sua grande importância, né, dentro das comunidades, principalmente nas famílias. Vai lá, diga lá então. Sim. O convite para o encontro de número 25 dos difusores do italiano é para italiani e também para os não italianos. Nós não estamos falando de uma raça. Nós falamos de uma cultura. E cultura não divide ninguém. Ela dá identidade aos seus detentores e existe para que a gente possa se conhecer, se respeitar e construir um mundo melhor. Então, o convite para o encontro dos difusores do italiano é dirigido para todos. Fiquem atentos para que vocês possam conhecer e acessar o link, visto que neste ano vai ser virtual. E entrem, participem para saber mais, para participar, porque o encontro realmente, esse ano, a exemplo dos outros, tem temas importantíssimos, a ponto de que este evento ter o apoio, a parceria da Unesco, tem a parceria com o IFAM, já de outras questões também, e de outras entidades governamentais, de empresas, da sociedade civil, e tem à sua frente uma equipe excelente, maravilhosa, que está fazendo a sua organização e merece reconhecimento e agradecimentos. Mas o encontro somente cumpre com os seus objetivos quando as pessoas participam. E é este o meu convite, que todos participem, não somente assistindo,
mas também procurando as lideranças do talhã, participando dos grupos de canto coral, de dança, dos filós, dos jogos, das orações, de todas as expressões culturais do talhã. Porque são os nossos valores, é a nossa história, é a nossa vida. E com isso nós ganhamos a nossa identidade cultural, que nos dá o nosso lugar na história da humanidade. Muito bem. Então, não somente quem trabalha com o talhã, né? Os difusores, que são os radialistas, né? Os pesquisadores, historiadores, colunistas, músicos, corais, associações, envolvidos, não somente os envolvidos diretamente com o talhã, mas sim os apaixonados pelo talhã. Pode ser assim? Os que fazem parte da nossa cultura talhana e também quem não é talhã. São todos bem-vindos. E nós precisamos manifestar aqui nosso parabéns, entre muitos outros, mas nesse momento, por estar coordenando todo esse trabalho, a Sudita, sua equipe, né, sendo liderada pelo Juvenal Dal Castel. Bem, e a todas as associações che stanno envolvidas também. Nedi, e allora grazie, ti ringrazio gran tanto per la tua partecipazione. Allora è il giorno 26, è il venerdì sera, e il giorno 27 è il sabato dopo mezzogiorno nel Facebook Edgar Marostica. Qua, saremo qua a fare questo incontro virtuale che verrà gente rento de per tutti i cantoni con le sue palestre, come si driu venire dentro adesso direttamente, si chiama in diretta de Ipumirim Santa Catarina, va bene? Grazie, buonanotte a tutti. Salute, stammi bene. Così sì, mi adesso va a banda i suonatori? No, posso mi andare a banda i suonatori, che ne lo costa allora là. Bisogna che se postiamo. Qua de nascianta, non andiamo a parlare ancora su rafformento, che se le frottole, che sarà un video. Mettiamo sul video adesso? No, dopo. Allora posso andare a banda i suonatori? Cioè, i se dall'estero, suonatori dall'estero. Vieni insieme con me. Eu volevo dire che? Buonasera. Buonasera. Come stiamo? Mi sto bene e te? Ma mi sto sempre bene. Abbiamo la mesma doenza mia. Questo qua partì parlarle meglio se tu tiri qua su. Ale, bicho velho. Adesso sì, tenilo qua da dentro. Sì, poi se mi sta, mi pensi solo a ora che cantiamo. Buono, non vuol dire, non vuol dire. È la prima volta che vengo qua, te sei. Le mia facile, le quasi come a prima volta. Alunno, sono imparato adesso. Sì, chi le te pensi la prima volta che sei andato amoroso e quanto vergogna. Per l'amor di Dio. Senti, quei colori teccata, pochi mi securelli. Ma trucchia dei colori, rosso, bianco, giallo. E ci viene là da dentro chi te vardea, mi dice. Quanta vergogna. È distante, no? Distante, no, da niente, come il dito ancora. La prima volta sei andata a cavallo o a piedi? A piedi. E già era distante? No, da niente. Buono, allora. 250 metri. Sì. La divisa che sono a taipa, che devi dire tutta la lunghezza della terra, devi a taipa. A mia donna esagera di stare sotto a taipa. Allora innamorei un de là a taipa e un de qua. Non saltevi a taipa. Questo te sta volando de qua. Non saltevi a taipa. Te saltei a taipa. Adesso ma no. solo a taipa. Ma adesso no, adesso arrasto i piedi, adesso non da piedi. A pigliare cigarini adesso. Perché pia taipa. Tá bom. E allora, per quei che se casa, Marco, getto il microfono lì. Sì, lo liga. Parla un pochettino di tuo pupà. Quanti anni avio, Marcello? 72. 70, giovane, 72 anni, giovane ancora, vero? Desde quando che surgiu la idea di cantare o che vegavi identificar con la musica, per esempio, de Gildo de Freitas, dos Bertucci, desde quando, con che età? Mi ti dico, quando che non Bertucci surgiu, che cominciò a cantare,
E mi era piccolino e mi sempre sta appassionato per i Bertucci. Dei Bertucci e dopo si è detto un continuo con la sertaneja che canta insieme con due miei fratelli. E allora so che mi di 3-4 anni mi imparei e già imparei a lettera, perché imparei a lettera solo che l'ho visto alla radio. Perché mi leggere so molto poco e scrivere. E tutto l'ho visto e mi sempre sogno mio era di essere per suonare la gaita e cantare. Ecco. E non mai di opportunità. E dopo ho cantato Solte a Reccia allora. Solte a Reccia. E dopo ho cominciato a cantare, che avevo 12-13 anni, con Carlo Dalla Rosa, che era gaitero di là, e i due fratelli Lazzarotti lo cantavano fino a 17-18 anni. Poi e dopo sono restati solo, né? Sì. E dopo che Marco che ha imparato a suonare la gaita, Garretto ma. Allora che aveva 60 anni, allora ho cominciato. Un'altra volta. Allora ho cominciato a cantare insieme con lui. Sì. Da là in qua, allora sì, allora. Il mio sogno lo va realizzato. Che mi piace cantare musica, mi piace. Ecco, Marino prima ha detto che la cultura gauscia e la cultura italiana la si è intreverata, la si è introsata, una fa parte di che altra e le va avanti due insieme. E è lì che ti puoi vedere che Marsaro canta sonate dei Bertucci e i Bertucci canta la musica gauscia che è Bertucci, gli italiani. Mi è vero che è così? Ecco, allora questa è la ragione, vero? Perché che il italiano e il gauscio è le due culture che sono parallele e le andano insieme. E mi sembra piaciuto anche dopo che sorgiò Gildo de Freita, quel che ha cominciato Gildo de Freita. Ma loro in casa vuole una de Gildo de Freita e una dos Bertucci. E allora femo due. E due allora fa al primo canto di Adelar Bertucci, dopo una di Gildo de Freita. A vostra famiglia che si dai di star do finché non era pindo e andar do, vero? Come ci fa dire il mai. E se una famiglia che se Serafina Correa la va banda e il Rio Carrero, allora la va sempre se va in do, no? Sì. E allora quando chi ha finito di andare do e ha cattato Rio Carrero si fermai. Allora, ecco, a vostra famiglia se sta una famiglia che ha vivesto mais o meno ben finanziariamente o ha passato? No, da passare difficoltà. Mi pare le visto di stare della via che l'era sta sul Pareo. Caravaggio Pareo, le visto di stare. Nova Bassano, né? A Nova Bassano, Pareo. Sì, Pareo. E là se nasceste due mie sorelle e mio fratello che è morto e dopo mi sono stato il primo che sono nascisto qua. 4 torri, nascisti qua. Ecco. E mi passato lavorato tanto là e dopo allora con suo marito alle 46 anni siamo andati a stare la via dove sono andato adesso, né? Ecco. Ma là ho passato difficoltà di seto. Ma abbiamo passato fame in altri due. Opa. Un fiore cada anno e 6. E che a epoca l'anno che c'era un comprimido per niente, ospitale. Tu che andare a Nova Prata per caso da visione dei fiori là, sapevi andare a Nova Prata per ciappare i fiori là, che insieme a schiena della via che c'è qua, che non fino al Carrero, e per ciappare l'anima mattina alle 6, e quindi ora non mi via mia, le volte di via 12 era 4, da madrugada, sentare insieme al banco, finché c'era il dì. Andai a Nova Prata, voltai da via alla 2-2, per piate a sta schiena, ma venia a casa e andai a lavorare. Ho passato, ma sempre mi sono stato così, ho passato là, ma mi sempre stato contento. Mi ha mai visto desanimare. Sempre credea che fia. Motivare perché... Speranza, mi sempre sono che ho speranza che fa. È una cosa che non desanimarsi, Sì. E grazie a Dio avevi anche un compromesso. Sì, avevi il compromesso, la responsabilità che era la donna, che era il fioi, che incarare, che... Poi arrivare a laurea fin mesdì, a casa di mesdì, tu veniva da cidade, caro che non era mia, né? Tu che veniva a piedi, ma se io di là mi vanti non era a casa, fare la compra e tornare in Rio. Tornare in Rio. E pochi soldi. Ma quei soldi, ma che, ma neanche a comprare, neanche a voi avevo un trago di miei soldi. Ecco. Allora, stretto, ma grazie a Dio... Passata fuori, né? Passa fuori e mi dico che mi sento, adesso non è per... mi sento amicizia che ho col popolo, che tutti mi vogliono bene anche con...
anche qui gaitelli giardinei, che mi è un orgoglio che già venisti là a visitarmi, là vedi 2 gaitelli di chi lì che... Avete fatto la live insieme? Sì, isso mesmo, no? E adesso siamo Dio passare tempo buono perché... Andiamo avanti. Grazie a Dio le arriva il tempo di bonanza. Sarà mia sempre saete? No, bastonate, no? Quella bisogna che il cara che si sempre fa, non desanimare. E lavorare. Lavorare, darsi ben con tutti, rispettare tutti, mica, non è? Sì, e a vostra parona sempre firme insieme. Per l'amor di Dio, sempre da rossa là, qui che aveva, guardi i piccinini che aveva 40-50 giornate, gli era sotto un rabutto dentro una cassetta, davanti a 2 sapari, e butta là il piccinino di 40-50 giornate, là, formighe, calore là. E non tinha, si arriva a casa, si andava a fare i lauriti, la mondena vacca, ma i porchi, devi lei che ti becca buttare là a dormire. Stufi, poretti? Stufi, e dopo fame, e chi dormisce ancora? Il dedrio, il verso mattina. Guarda lì. Ma Marco che ha passato bene. Marco è l'ultimo scagagnarone lì. Marco scagagnarone lì che ha schivato tutto. È mia vera? Sì. E lo sta chi il pivecchio? A duire il pivecchio. Il piveccio, le che gallo, le gas cominciare ora con 12 anni, servente di pedreiro. Com 12 anni, olha só, com 12 anos, servente de pedreiro. Hoje é um pedreiro de mão cheia. A Duílio Beto. E Gilmar tá lá. E allora con 12 anni, servente pedreiri. Grossiti, che porta sacchi di cemento. Sì. E dopo, il laurea, e quando c'è il pagamento, già portea soldi di casa, tutti portei a casa. I laurea e portei i soldetti a casa. Casa, per andare avanti. Ma Mancò da per dire che sei contento. Ma signore, adesso sì ne pecca morire, Vito. Sì, pecca morire. No, ma tocca bere un altro po' che vino, anche morire ancora. Ne tocca un altro. Bella Val dire. Josi, Josiel, Marinho, Roger, un altro. Adesso ho capito che mi tocca far Marco lavorare di più per compensare, perché questi gatti tirano fuori massa per quelli. Ha sempre lui quando le parla, sempre arriva tardi. Si schiva. No, arriva tardi che mi ho trasato. Compromessi. Beh, Marco, scusa scherzo, vero? Signore. Sì, femo l'ora 2. Vatti in vedere, se non conosce mia, è il timbre che ha Chile, no? Chiamiamo da Chile, Euclides, no? Ecco. A vostra mamma era? Luisa. No, soprannome? Bonato, va. Oh, Bonatti, vatti spaiai per questo mondo qua. Nova Bassano, Marsaura, Bonato, tutti la via. Lei è un pesto. Ma là, sì, là, le minate. No. E anche a sua Santa Catarina, in tanti. Oh, Santa Catarina! Ecco, anche sulla, ecco, va bene. Marco è con te. Assumeli, vai. Femo l'ora una desbertussi. Sì, e una do Gil de Freita. Ma avanti mandare l'ora un struconasso a famiglia che Dio assister. Sì. E te sai che se Dio assister, pai? Ma sabe. E tu cugnai, lá de Caxias do Sul, Vincenzi, lá Pedro. Pedro, a Rosa, Fátima. Manca e cugnai qua, a Serafina, Ride Costa, Olimpio. Ringrazio che Dio assister. Che mi assiste. E mega mandar. Andiamo là allora con Sbertussi. Sì. Sexta-feira, qualquer dia da semana é pra falhar, sou companheiro. Me chamo Adelar Bertus, cantador bom sanfoneiro. E a fama aqui no Rio Grande, também do Brasil inteiro. De gaúcho, só pra dar minhas volteadas.
Se eu monto na égua estrela, por morena batizada, se eu arranjo a esposa, dou um grito pra rapada, te roubo e piso na orelha, se nem quer eu leio pra lá. Meu chapéu de aba larga, de barbicacho de prata, bombacha de sisolar, botinhas folhas de gaita, na cintura um bom chemi, no cabelo um bom cheiro, na espora muita ouro e no bolso muito dinheiro. Se eu vou para Criúva nos domingos de manhã, dou uma volta pela vila como se eu fosse um galã. Depois pra mim não tem hora pra mostrar que eu sou um gangueiro. Pego na sanfona e eu toco pra alegrar as minhas fãs. Se eu saio de São Jorge, vou pra outra encruzilhada, eu não fico atrapalhado, já arrumo a namorada. Se eu pego na sanfona pra alegrar com a moçada, e canto cada versinho de suas moças apaixonadas. Se eu estou cantando verso, eu resolvo de parar, já paro na mesma hora, sem ninguém me contrariar. Dou um floreio no teclado, pra o melhor desempenhar. Dou um nó na minha garganta e depois paro de cantar. Vamos uma de Gildo agora? Uma de Gildo. Sou composto por dois lados, um é bom, outro ruim. Não é defeito do corpo, eu gosto de ser assim. O que presta, o que não presta, terá sempre o mesmo fim. Sou ruim porque não deixo pisar em cima de mim. Me sinto bem como sou, minha mania é esta. Sou servidor dos amigos e sei alegrar qualquer festa. Pra defender um pequeno, quebro meu chapéu na testa. Só uso o lado ruim quando o caboclo não presta. Não vou atrás de fuxico, nem gosto de lero-lero. As pessoas que se humilham são o que mais considero. Para que faz acontece, eu me chamo Cato Espero. Ganho bem e me governo, faço da vida que eu quero. Não tenho medo da morte, se um dia ela vier. A natureza me trouxe e me leve quando quiser. Eu nunca dobro a espinha por esse tipo qualquer. Só me entrego por carinho quando eu gosto da mulher. Por isso nem por ela eu nunca fui governado. Gosto dela porque eu sei,
Respeito a China que eu gosto, pra também ser respeitado. E se não for de meu pai, nunca corri de barbado. Não sou muito de confiança e não como nada enrolado. Eu preciso dizer isso porque ando ameaçado. Sou redondo e não pego pra esse tipo quadrado. E na hora do perigo que eu rolo por qualquer lado. Vou dar o meu endereço, onde o Gildo Freitas mora, no bairro da agronomia. E o resto lhe explico agora. Na parada 22, eu atendo qualquer hora. Sendo um por um pode entrar. Se não me espere lá fora, terreiro de galo puro, mestiço nunca sai fora. Aê, che spettacolo! Obrigado, Dio. Grazie, dopo parliamo ancora. Adesso andiamo, che un invito da fare dell'incontro, un minutin sol, ai nostri appassionatori culturali. Torniamo alla frotola che si deve aspettare se al punto qua. Dopo la contiamo, vai! La Associazione dei Diffusori del Talian, Assodita, presenta l'incontro nazionale dei diffusori del Talian, edizione 25. Abbiamo in cooperazione per questo incontro la Organizzazione delle Nazioni Unite per la Educazione, Scienza e Cultura, UNESCO. Abbiamo anche la Università Statuale del Centro-Est del Paraná, la Unicentro, e l'aiuto dell'Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale, il IFAN, la Forza del Contalian, Fibra RS, FEIBEMO, CEVEP, Prefeitura Municipal de Serafina Correa e Cooperlate. A minha vez? Não é! Me dá! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Quei casi vuol frottole. Frottole, allora. Scherzi, ride, passarsela. Allora dai, vai una. Ci tieni la via, mi guarda da distante. vero? Che ne è gente di distante, che talocco. Ne è 2 o 3 da Italia di Oveder. Ah sì? Da Venezia mi ho visto che ne era una persona di Oveder e io parlavo del italiano, ha detto ma il italiano se tutti i dialetti nostri qua, altri che aveva fatto l'italiano, ha scritto. Quindi qua Marino. Se tutti i nostri dialetti. Ecco. Roma. Sì. Roma. Roma era qui di Roma e te Marino. Roma e te, così. Ascolta, a Dilnet, provedora da ringraziarli, la Migi Plus, rason per tutte le bestie, la Bass Punk, che è il meglio stival del Brasil. È un prodotto basso pancote, che abbiamo polivalente supermercato di Santa Rosa, supermercato da famiglia. Allora, supermercato grande, 15, 16 casse che attende, entrega arancio, padaria, fruttaria, açougue. È grande il mercato là, no? Ecco, che abbiamo allora qua a Serafina, supermercato Vittoria. Sì. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Loja Spaludo, t-shirt femminina a partir di 39,99 agora, na primavera-verão. Linha leve, né? Si dice così, linha leve, roupa leve, proprio così, È bello il verão perché si vede questo anche, no? Sì, le tosette, sì. va via ben vestite, bronziate, Rio come che sei? Oh, Rio Grande, ho perso braghe, solo sta con le mutande. Allora loja Spaludo, ga roba per tutta quanta la famiglia. Che se rede de postos buffon, vem abastecer qua. Ecco. Pian Alimento, la sono per cangati e pesi e anche modello Penei, 70, Gonçalves. Di Mava se dava a farvi una visita domani. Porti 4 Penei là. Su. Penei. O Agostinho, che a volte che siamo tornati tardi, che avevamo storato 2 Penei, e che avevamo becchi allugati quante volte? 7, 8. 8 volte allugati Penei storai. Per cui chi arriva a casa tardi arriva con i pennelli storai. Che cambia scusa. Arriva che mostra la donna va a storare i pennelli. Allora che non lugai i pennelli. Siamo fuori soldi. Gavetti tira fuori spese becche. No, ma parlando di Lionde perché l'ultimo mega mia devo vesto. No, ma mi so, calma, mi so allora, che da mia per parlare in nome. Ma mi posso dirlo, mi rischio. No, non può. Resta fin brutto parlare in nome. Ah sì, Ascolta bene. Allora. Ma allora, stia attenti che storia qua, Valtteri, stia attenti. Era un cristiano che era scapolo, soltero. Sì. Soltero. E lui il suo insonio l'era maridarsi, ma lui era un pochettino indrio da conta. Bauchetto. Aveva un ritardo. Lui era, ritardato. Lui era un passo sempre indrio. E allora non gli arrivava mai, allora le tose, che i tempi là, come ha detto Isadinelli, le poteva scogliere perché ne era poche donne, allora ne erano tanti uomini, e allora lui sempre sta in drio. E un giorno gli ha detto a sua mamma, de star solo lui e sua mamma, era vedova, e gli diceva, mamma, mica faria caro maridarmi, ciao, ma ella, che fa anche peccato, sì. Ma catarna amorosa, di che maniera? Di che maniera? Ciò, da mia, saisto come si dice? Una notizia, del notiziario, Reporter un boato. Boato. Che la fiola del re la voleva maridarsi. Guarda te.
Ma sol che era una persona trista, poretta. Ella, trista. Sì. Bah. Ella non te ha fatto ridere di maniera neanche una. Ah, sì? Ah, sì, ella No. era sempre trista. Sempre meglio trista che cattiva. Ecco. Deve far da. Ma allora quando che sia anche triste Trista sia e anche cattiva, cattivo. le cose stesso. Lei è una cosa da rente casa. Sì, Allora sì. è il re gli ha detto così: mi vuoi maridare la fiola? Ma fa come? Pensa, perché quando che il annunzia, tutti voleva maridarsi con ella. Sì. Perché lei era la fiola del re. Immagina, Immagina. Schei. Ma allora che pensa, fa come? Ah, che selezionarne. pensa. Non ho mai visto la mia fiola rider. Oh. Quel toso che fa la mia fiola rider va a maridarsi con la mia visto fiola. qua. Capito? Signor. E se era difficile farla ridere. Sì, questo toso che l'era medo in drio e Eh. ga savest Sì. e ga pensa, mi va a maridarmi con la fiola del re. La fa ridere. Sì. Oddio. Lei è andato a casa e ha detto, mamma, mi va a maridarmi con la fiola del re. Ma no, caro, la mamma, ma no, ti, caro mio, ma andiamo, immaginate la fiola del re, e la vuole un uomo signor, un uomo bello, un uomo furbo, tutti quei affari lì, no? Ben ecco, ma allora lui no. Mi vuoi maridare? Maridarsi sì, Fiola, con sta fiola del re. Ehi. Allora la mamma che ha detto, ma come fetto? Guarda mamma, ti fammi una pinza, fatta di che? Di farina di pan. La pinza. Come una pizza. C'era Sì. la mamma fea la pinza. Metteva Sì. dentro il fornigno, con qualcosa per sopra. O rostianca. E allora ciò ha fatto sta detto, te fa da mangiare e ti te ve. Ma lui sapeva neanche andare che la fiola di resa era d'estate. Ma lui era un poco matto, un poco fuori. L'è andato. E l'è andato. A mattina leva su avanti di È andato a Rumo. A Rumo. C'ha passato sta pinza e l'è andato. Quando lei arriva a di caldo, mi ti vede in epoca come adesso, il si è fermato in ombria, che era una bea di una fontana. E che ha detto, mi qua, adesso fa una sestiada, magno e dopo va. Sì. E loro andavano domandando in tele case. Sì, te ciapi qua dopo a dritta e avanti. Cioè là che il magna viene una donna. Ma da sa star che sta donna, la gera una stria. Ah, sì. Una striga. Ma lui non sapeva, poretto. che è? Lui ha pensato che la gera una donna, lei era mezza bruttota, o per non dire che lei era tanto brutta, ma lui l'ha trattata bene. Sì. L'ha dato un tocco di pinza parela, e ha mangiato insieme, che ha discorresto, e l'ha domandato, ma bel ragazzo, dov'è? Ha detto, mi va far la fiola del re ridere perché mi vuoi maridarmi con ella. La sta donna, la sega commossa con lui, sta stria, e la che ha detto, guarda, se te vuoi maridarti con la fiola del re, bisogna che ti ciappi questa oca qua, e la aveva le cotole grandi. E l'ha andata sotto per le cotole e la tira fuori una oca. Una oca che si sverde lì, tipo un pavonte, sai? Che si verde fuori alle pene. Ecco. E allora lui, ma grazie, sol che la che ha detto, stammi a arrivarmi te a casa della fiola del re senza sta oca, coste quel che costa, podia assarmi a me. L'hai si ha dato ciao e lui ha tolto su sta oca. E via con sta oca sotto il braccio. Alla sera, quando che sei arrivato a casa, che ha domandato per riposare, e il parone gli ha detto, sì, te puoi venire dentro, te sei un toso buon, vieni dentro, te dao da mangiare, te dormi qua, perché di mattina, parone, mi gode andare da casa da fiola del re a farla ride per maridarmi con ella. Era proprio distante. L'era un assunto che tutti lo sapevano, perché già era tempo che andai in cerca di sto pretendente, e allora ciò, gado mio, allora gli ha detto, paron, potresti mettermi via sta oca te qualche posto? Che resta in sicurezza. In sicurezza, per di mattina mi ci parla la mia oca e andare via. Sì, ha detto, asseme per me. E sto uomo che aveva due tose grandi, belle, due tosate, Maria Santa, che ci pasta oca e la mettesta il quarto delle tose. Di mattina ti ciapi la tua oca e te va bene. Allora ciò fu a panotte, la finestra aperta del caldo, diventa un bel chiaro di luna. E la oca la gaver le pene. Le tose, quando le gavis le
pene della oca, le sega impressionare. E sai che le tose le va a dormire con poca roba, o quasi niente. Ecco. Sì, allora sì. una la se le vada su quando si era a schiarire il dì, l'ha andata a gacciapà sta oca, con la gacciapà la oca. Quando la gaver le pene, la sega attaccata. Aveva tipo un fetisso loro. De sta stria, la era più buona a molar la oca. Taccata. La che zia sorella, non so buon molar sta oca. E la ha detto, assa per me, l'è andata per de drio, l'ha gacciapata per la cintura così e l'ha tirata. Quando l'ha tirata, è stata attaccata anche con l'altra ela. Oh, ma gente, ma è una e storia lui con mezza questo macabra. bacano, tutti segati smisiai, e anche a lui. E il baucotto là Ciao, che me oca, ciapa su sta oca, e neanche ciao e niente, fuori per porta con la oca, e con che altri due piccate dentro. Gente. Allora sta oca e ste Le due fiole donne. con poca roba. Quasi Guarda, nude. Quasi nude con ste culatone fuori, e via per strada. In cerca da fiola. A sa star che il didrio l'era domenica e il dì del prete andare a dir su la messa e il prete viene a cavallo con sta Bibbia sotto il braccio. Quando il vede sto cristiano con sta oca e ste con due due donne piccate, con le culate de fuori varati il prete e il prete amor ciappa de la Dio. Bibbia e paf da culatona de quella de drio tac che sei anche lui. No. Allora c'ho sto ma bauco gente. con sta oca, ste due tose piccate e il prete con sta Bibbia piccata col cavallo. Ma che Ciò ricca. via. La denasciata, sai che una volta che c'era mille strade larghe, che c'era solo i trodi, sì, no? Allora via trodi. davanti Luco sta oca che andava, con gli altri due piccai, e de Dio il prete che col s'era cavallo stia. anche a Lucio, perché il varatino l'era infeitisato. Sì, ciò. Te quella ciò passa via di un trodo che ne un, di fare i suoi bisogni. No, ma gente. E vede tutto sto mestieramento là, quando che passa via tutti, l'era là a quattro gambe così che fa i suoi bisogni. Luciappa e picche se pa qua del cavallo, tac se anche lui. Ma signor, no! E lì abbiamo pagato noi il fondo rastinoso. E quei braghe non te... L'ora che n'era l'uomo con la oca, che n'era le due tose con le culatone fuori, e il prete a cavallo da capa la Bibbia, e che altro piccapa a qua quei branghe rastinato se vedo cul fuori. Cioè. E te quella, qui passa via te una casa così, tassa star che ne una cioca. La cioca la tende il pito 6. Quando passa tutti i medi pito 6 a dritta media sanca, la cioca resta cattiva, becca un carcagno di quel de drio. Picche se anche ella quel pito 6, 3 se pito 6 a drio. Cioè. Quando che processione! Allora là che n'era l'uomo della oca, le due tose, il prete e il cavallo, quel che n'era di fare i bisogni e una cioca con 13 pito 6. Che una volta era sempre 13, 15 pito 6, no? Una dusia della insula. No, era mai par. Era sempre impar, no? Cioè, quando che arriva l'ante sta casa del re, la tosa viene fuori, la vede tutto sto baccato. Qua, c'ha la gari destra. Ma per azar suo, per mancanza di sorte di lui, arriva un altro del medesimo tempo. Ora lì. E il re conosce quel bauco e gli ha fatto apposta e gli ha detto così. E adesso la gari destro e che ne due. Ma apposta no. Saperla qua. Perché quell'altro l'era più signor, più furbo e tal. E gli ha detto, e adesso femo come? Ben, il bauco non parla di sé. Allora il re gli ha detto, buon, femo così. Stasera va altri due di dormire con la mia fiola. Domani mattina mi desmissio. Non sti toccargli un cavello alla mia fiola. Che avevo capito. Dormire insieme. Dormire insieme non sti toccare. Era proprio per dormirlo. Era per dormire. Che sacrificio. E quando mi vengo desmissiarve, la banda che la se voltada, mi davo la mandela per maridarsi. Ma da sa star che lui che aveva combinato quella che la stesse. Pa banda voltada, quel banda furbo. E ecco, va a dormire tutto pulito, là de nascianta il bauco, magna pizza e cammina e bevi acqua e magna e pitanghe per strada, garivove, persi, quel che veniva, fuori a panotte che ha scominciato un mestieramento che scampa di fare i bisogni. E valon due che non conosce niente, che le bauco non fa, e che tocca star là a dormire, fallo che
e leva su Pimpianetto, ele va drio a porta, ele fai bisogno, Drio a porta, e sta quieto e torna a dormire. Ecco, cosita, ciò che l'altro si dismisia, e il sente, e ganca Lucio, che ha dato un barullamento, e gli domanda al bauco così, ascolta, dato persona di attosa, sei tu andato a far che? Tu sono andato a fare i miei bisogni, ma andrio a porta. Sì, gli ha detto, ma hai detto a Sadalà? No, gli ha detto, mi ho fatto un sforzo, mi l'ho fatta e l'ho mangiata per non starla là. Quel furbo. E gli ha detto, ma sì, no, gli ha detto, mi l'ho fatta e mi l'ho mangiata. Ben, gli ha detto, farò stesso anche a me. Vai là, fa la persona di quella del bauco e mangiale tutte e due. Bauco sì, Bauco vado tanto. A mattina ci arriva il paron e perde a porta Pimpianetto e guarda, le sta sorpreso. Era voltata e piccata tutta su per quel bauco. Lo calagato è smiziata. Gli ha detto, ma si tu drio far che? Si tomata. L'ha detto, pupà, vuoi piccare o maridarme? Con un bauco e san? Do che un signor furbo e smarso. Beh, mi adesso in nome del super polivalente mercato da famiglia di Santa Rosa e mercato Vittoria di Serafina e anche de Modelo Penei di Bento Gonçalves. Va bene così? Ecco. Dopo di assonada dobbiamo insegnare l'italiano. Sì, scuola d'italiano. Dopo contiamo, demo i suonatori. Dopo offerire a chi è? A tutti i nostri amici che ne abbiamo tanti. E allora che offeressimo questo qua, allora lui compartigli ancora di più. Sì, per non assar fuori neanche un, tutti i nostri amici. Va bene, così, un po' più da rente qua. Siamo qua a Valdir. Allora mi adesso ho trovato professione. Sono Dio cuidar vecce. Ah, va? Anche quella. Allora mi ve conto adesso come che fa. Conta la storia, vai. Infermero de fé. Casei com a mulher que amo e a sogra foi morar junto. A minha vida mudou, preste atenção no assunto. Minha sogra é idosa, meio esquecida da ideia. E a minha esposa trabalha, funcionária na Assembleia. Eu sou sábado e domingo, saio a cantar nas plateias. Agora a semana inteira eu como e durmo e cuido a véia. Eu adoro cuidar a véia. Sou enfermeiro de fé, não pensei que cuida velha fosse tão bom como é. Minha esposa é prendada e faz de tudo na cozinha. Antes de ir pro trabalho, deixa a comida prontinha. Quase sempre eu levo a véia para passear na pracinha. E só voltamos pra casa quando é bem de tardezinha. A rua que a gente mora é bem movimentadinha. Quando fecha a sinaleira, eu atravesso a veinha. Eu adoro cuidar véia, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuidar velha fosse tão bom como é. A velhice quando avança nos maltrata e nos judia. Feliz daquele que tem uma velhice tardia. A tia da minha esposa vem sofrendo de anemia. Necessita meu cuidado, vai chegar por este dia. Vou fazer da nossa casa uma grande enfermaria. Já que cuido da mãe dela, eu cuido também da sua tia.
Eu adoro cuida velha, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuida velha fosse tão bom como é. Eu adoro cuida velha, sou enfermeiro de fé. Não pensei que cuida velha fosse tão bom como é. Que espetáculo, ó. Véia, fosse tão bom como é. De que era que a letra lá? Do Velho Milongueiro. Velho Milongueiro. Tu sabe o motivo? Qual o motivo, então? O motivo que ela é aposentada, ela faz duas aposentadorias, né? Ah. Então, por isso que tá interessado. Tá bom de cuidar velha, não? É. Mamma, mai intendete ti che te che due aposentadorie. Va bem. Devo parlare della scuola adesso? Devo parlare della scuola, vadi che si casa, è importante capire del italiano, il segno del italiano, proprio così. Noi parliamo, sappiamo bene che parlare, perché è una lingua che noi impariamo a casa. E il più importante di tutto è che è una lingua che non se paghiamo niente per imparare. No, è vera? Ecco, sì, proprio, te che ragione. E allora adesso abbiamo la grammatica che ti può imparare anche a scrivere giusto, le regole, e in cui andiamo a vedere i verbi ausiliari in tel presente indicativo. Chi che presenta ancora Jaciano Ecker. Jaciano, tieni là, Jaciano un struconasso a te, lui è maestro del italiano, lui è sforzato per insegnare, per imparare, per divulgare, per promuovere l'italiano, l'è compositor, l'è musicista, solo non fa radialista, tutto, fa tutto. Oh, ma che anche bombril, mais o Lui è tutto. Ecco, un struconasso a te, Jaciano, tua famiglia, sta pupà le mie tanti giorni. Ah, sì? O no, se maridà mia tanti giorni. Maridà, pochi giorni, le giovane ancora lui, no? Va bene, vai là, Jaciano, con la scuola. Ciao, tutti sani? Adesso sì, in questo video noi andremo a fare la prima conjugazione dei verbi. Andiamo a vedere il verbo essere, gaver, star e restar. Questi 4 verbi ausiliari cominciamo per il modo indicativo tempo presente. Ma prima di guardare questi verbi bisogna dire che, d'accordo con quello che abbiamo imparato, abbiamo delle varianti per congiugare i verbi. E per essere più facile andiamo qua ad operare una sola maniera, ma te puoi cattarghi fuori le altre varianti sulla nostra grammatica per cei e grandi. Sì, la grammatica della Cuccagna Scuola d'Italiano. E adesso sì, che sappiamo che abbiamo delle varianti, andiamo a leggere insieme questa tabella. Modo indicativo, tempo presente, verbo ausiliar essere, mi, son, ti, te, si, lu, el, ze, ela, la, ze, noantri, semo, valtri, si, lori, i, ze, lore, le, ze. Verbo gaver, mi, go, ti, te, ge, lu, el, ga, ela, la, ga, noantri, gavemo, valtri, gave, lori, i, ga, lore, le, ga. Verbo star, mi sto, ti, ti, ste, lu, el, sta, ela, la, sta, noantri, stemo, valtri, ste, lori, i, sta, lore, le, sta. E verbo restar, stesso, modo indicativo, tempo presente. Mi resto, ti, te, resti, lu, el, resta, ela, la, resta, noantri, restemo, valtri, reste, lori, i, resta e lore, le, resta. Ma questi, come ho detto prima, solo una maniera di parlare. Abbiamo tante delle varianti che tirate fuori dalla nostra grammatica per cei grandi. Ma immaginare se mettere che qua in tabella tutte le variazioni, solo che in tel noantri, per esempio, in tel verbo aver, noantri gavemo, noantri gemo, noantri gavon, noantri gon. Allora,
Saria massa difficile di capire. Lo stesso va succedere per i prossimi video che ti aspetto subito. Aspetto subito. Bravo, Giassiano, struconasso a te e a tutti quelli che sempre vieni qua a insegnare il italiano. È importante, tutti i martedì sera. Ecco. Devo parlare dei cognomi adesso. Coi? Franco Saccardo, struconasso. Ecco. Franco il gas spiega solo skate. Ah sì, ha fatto il video? Che è un video solo skate, perché una volta che sia sono senza skate. Quella le piende skate, ma che la neanche quante un skate. maniere, neanche un skate. C'era tante maniere di chiamare i soldi, ne? Sì. Soldo, tubaroni, skate. Sì. Patacon. I patacon. Maria pataconi. santa. Vuoi comprare terra, ma che neanche un patacon scarsela. Allora, Tante Marti maniere. che viene, sora i skate. Ecco. Marti che viene, sai tu chi che viene a suonare qua? Sì, Marti che viene a doppia che Isè de Garibaldi. Garibaldi. Sì, dopo andiamo a suonare chi che Isè e chi viene, Marti che viene de Garibaldi a suonare qua. Ma parliamo del cognome de Sardinello. Oppa! Oh! Visto, Era un giardiniero, E il cognome Sardinello viene dal nome medievale germanico Ghisardo, Riccardo. Oh. Riccardo in lingua italiana. E seccata varianti di Sardo, Sardi, Sardini, il ga origine della regione del Veneto. Opa. E il significato, allora, cosa significa Sardinello? Il significato di Sardinello, forse è la persona con gli occhi azzurri. Azzurri? Cattà fuori Sardinello là, no? E seccata de P con il cognome Sardinello nella città di Cortina de Ampezzo, che è su le montagne da Rente Lago di Misurina, su divisa con Austria, Verona e del Veneto. Bravo. Tutto il Veneto. Così, hai visto, Chissà un giorno andare in Italia, dar conoscere il posto dove si venissero i vecchi, i migranti. Sarebbe bello, Ma e allora tocca ciappare e tirar via i skate. Ecco, i skate, metti li scarsella, i pataconi. I skate in scarsella, i pataconi in quell'altra. Proprio. Allora un struconasso a Franco Saccardo che mi aiuta sempre. Sonate voi idea? No, adesso andiamo a vedere se Josi, metti su quei che viene, Marti che viene a suonare qua. Vai là. Vai. Gente boa, eu sou o Beto. Eu sou o Tobias. Estamos passando aqui para convidar vocês para o dia 16 de novembro. Estaremos no Filotalian do nosso grande amigo Marostica, pelo Facebook do Marostica. E convidamos todos vocês para acessar a página e participar com a gente nessa live maravilhosa, que vai ser mais ou menos assim. Aí, Marostica! Todo o povo de Serafina. E allora, se vedremo, Se vedremo, Beto e Tobias. Beto visto. Mi e Marco con coi, vieni avanti. Mi e Marco con coi. Avevamo visto loro del YouTube, vero Marco? Sì. Che loro suonando Bella Ciao. Questa mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E allora, finimo così. 60 secondi. No, minuti. Solo di ringraziarti della opportunità che questa sera ti vengo vita qua. Ti agradeço tanto. E non altri che ringraziamo da sentirti le tue parole, contare un po' della tua vita. Più avanti potremo fare ancora un'altra opportunità da venire qua, le belle canzoni, per parlare un po' di più della vostra vita. Sì, è vero? Ma guarda che galão. Non è un galão. O se no in italiano sarebbe guarda che potrillo. Ma un ha scritto ta live là, so se che avevi visto. Quelli è il gal dei gai dei cantori. Timbre de galo. Contemos quella della playa de Formento, sì. Uno. Aspetta un po'. Sì, contiamo. Tocca contarla.
Steve parecchia là. E dai una pegada lì di quella di Gildo de Freitas. Reconheço che sono grosso. Reconheço che sono grotto un campetto. A capela. Vai o tom lá. Fa. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço as minhas grossuras, mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representas que eu tenho cultura. Eu aprendi a escola do mundo. Não foi qualquer jovem, bancos colegiais. Não tive tempo de ser vagabundo, porque quem trabalha vergonha não faz. La 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 Grazie mille. Ti ringrazio. Eita, bicho, velho, Marco. Che visto? Bisogna che te specci bene. Ti tocca tirarti l'ongo Venimo con altri, Marco, Lecitas Palotina, Dona Francisca, Arvorezinha, Trindade do Sul, Quilombo, Montauri, Concórdia, Encantado, Guaraciaba, Patrocínio, Rio das Antas, Seara, Nova Bressa, Farroupilha, Coronel Pilar. Queste qua le identità che era Dio Sister. Pareceve che vatti vedemo andare a casa vostra, a vostra città, fare un spettacolo, contare barzellette, scherzare, ridere, suonare, scogli quel che volì, noi vediamo dei cantori, perché noi inganniamo ben, ma femo Marinho ha detto che quando che lei era CEO, il dughea e si scondeva sotto le mede de paia de Formento, Marinho, sì, è vero? Sì, ma allora vero. ti eri magretto, vero? Sì, mi è tanto. Perché ti meno di adesso. Sì, e allora? Io volevo un camion de paia. Se fossi come quello un camion de paia. Sì, che era Sì, l'è magrito. Sei cascata il mio conceito adesso. Ma allora? Allora si giocava, ascolta bene, ma se verità, se verità. Allora si fa le mede, fai il formento, fai le mede, dopo veniva la macchina per batterlo. Sì. Tocca stare a colpi un mese anche con la meda pronta là per loro venire a battere. E allora battere stai il muccio di paia, grande. E felice, paia di formento, lei è una paia meda Guarda, come mangiare niente, come non altri mangiare su. Allora la brusea, che dà fuoco brusea. Ma allora quando erano piccoletti, che era un che era demonio dispettoso. Dispettoso. Allora si giocava a nascondersi. Si giocava a nascondersi e avevamo fatto un buso dentro la tocca di sta paia. E quel che contea, perché sai giocare a sconsi come che sì. 1, 2, 3 sconsi. Contea fino ai 10, fino ai 15, fino ai 20 che la di nascondersi. Sì. Ma allora, come che lui era dispettoso, che la applichiamo, gadita. Adesso dobbiamo giocare, ma ti vai rento quel dispettoso. Ma non ti bisogna che si scondemo bene. Ti vuol che ti conti fino ai 100. Ciò, fini, sento. Oddio, ma che vuol me da ora? Dato rento sto cristiano sotto la meda. La meda, cioè scommessa. 1, 2. E che l'altro che ha dato fuoco. Dato fuoco alla meda. A paia, dato fuoco alla paia, ciò. E lui, 25. 26 e le bumper 4-5 metri di altura. Quando il segano in corto le veniste fuori come le brusafi come il carbone. È una storia, pensa al pericolo, cioè. Veridica, sì, una storia che è vera, se poteva lo brusare. Ma claro,
Colpi severi. Para che scherzi pericolosi. Non tente fazer isso em casa, mas que é pila meda. Ma no, oggi sei a tanti che scherzi. Brincar com a palha, Vera. Ma ditemela che è fincata. Allora a tutti quanti un trucolasso! Ciao, salute! Commisso, adesso va banda i suonatori, parfenilla. A polenta secota l'ago idea, Ecco. Dizi o che? Tá bom così? Tá bom. Ecco, vorrei me suonare qualche mandare qualche struconasso. Qualche... che ormai che parlare di tutti. Parlare di tutti, fatto fuori. E beves niente ancora quasi, È quasi bevesto niente stasera. Bevesto un pochettino. Ecco, va bene. No altri, in nome di tutta l'equipe, in nome dei nostri patrocinatori, mi vuoi ringraziare a Josiel Sensi, il nostro tecnico, a tutti quelli che aiutano, quelli che mandano i video, quelli che sono stati con noi, e specialmente ringraziare a Chile, struconasso a te, e a altri che si veniste indegnai di avere il nostro filo. Ti ringraziamo, che siamo sempre contenti quando veniamo qua, ben piace venire qua con voi, ridere un pochettino, passarsi la via. Tempo così e altri noi curigi mia. No, ti crediamo tutto, va bene. Allora, tanto grazie. Qual è la ultima? O di casa o di fuori. Ma è solito, cioè. Vai! O di casa o di fora. Se for a saudade, mande embora. Diga que a felicidade manda a solidão embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, mande embora. Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus. Você entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que você chegou nesta casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade manda a solidão embora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Muito obrigado. Tchau. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos.
A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.